Sono Massimo Follesa, sono il portavoce del Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa. È un coordinamento di associazioni, gruppi, cittadini e comitati che stanno proponendo un'alternativa all'infrastruttura autostradale che dovrebbe connettere l'Ovest vicentino con l'Est trevigiano, da Montecchio Maggiore a Spresiano. Noi abbiamo immaginato questo coordinamento non soltanto in relazione all'infrastruttura che è disastrosa ed impattante, ma ragionando anche sulla pedemontana come luogo geografico, luogo dove viviamo, lavoriamo e dove vogliamo immaginare un futuro differente. La pedemontana per me è lo spunto per parlarvi di mobilità e di quello che si può immaginare in modo diverso rispetto alla gestione della mobilità. Molto spesso il meccanismo riguardo al movimento delle persone viene scambiato come viabilità. Voi sentite parlare molto spesso di assessori alla viabilità, assessori alle strade, assessori alla costruzione per noi delle strade. Il ragionamento che stiamo cercando di far passare è un concetto differente, dobbiamo immaginare e parlare una mobilità per il futuro. Il ragionamento che interessa Rosà direttamente è l'infrastruttura che noi chiamiamo autosuperstrada pedemontana veneta. È un'infrastruttura che costruisce tre emergenze in estremissima sintesi: un'emergenza ambientale, un'emergenza democratica e un'emergenza economica, perché è un progetto di debito mascherato, la pagheremo tutti, anche chi non la usa. Per Rosà la questione rilevante è l'attraversamento da nord a sud attraverso il Parco delle Rogge. Una delle questioni non secondarie è che questo innesto poi intercetta il canale verso nord e verso sud del cosiddetto canale di Brenta. Le questioni che riguardano Rosà quindi non sono secondarie, sono centrali, come del resto è tutta l'area del Bassanese per l'infrastruttura di cui vi parlo. È evidente che Rosà è centrale perché conserva e porta assieme agli altri due comuni contermini una delle aree più interessanti, che è il Parco delle Rogge. Questo va tutelato. Il progetto in questo momento pone all'interno dell'area un casello e una serie di servizi, di edifici per servizi all'infrastruttura. Ma la questione più importante è la modalità con cui innescare questa infrastruttura, che per noi dovrebbe essere ridotta, più piccola, con un impatto differente, con costi più bassi, sostenibili dalle popolazioni. Ridotta vuol dire riportarla al collegamento tra la 31 e la 27. Per Rosà la partita è evidente che non è secondaria, perché su questo si innesca l'annosa polemica sulla bretella est e la bretella ovest. Questa non è un problema di tipo secondario, perché disegna un quadro rispetto alla possibilità delle persone di muoversi e di lavorare, che fino adesso è stato immaginato come costruzione di ulteriori strade, costruzione di caselli, costruzione di complanari e di bretelle. In realtà è evidente che vanno fatte delle scelte in modo un po' più razionale, non sull'onda di gruppi o lobby che spingono per uno spostamento da una parte o dall'altra. La bretella est storicamente ha una sua, assestamento, e nel primo tratto è già finanziato e pronto ad essere costruito, collegandosi con la statale del Santo, che per noi è anche un modello di infrastruttura accettabile e alternativa rispetto alle decine e decine di autostrade a pagamento o strade regionali a pagamento che la Regione vuole costruire. Ecco, l'asse dunque nord-sud ed est-ovest per questo territorio è fondamentale. Costruire una mobilità diversa non può essere lasciato alla scelta semplicistica, di fare più asfalto o più cemento come soluzione. Va impostato anche un ragionamento di tipo diverso, come accennavo all'inizio, sulla mobilità. La mobilità dunque è un concetto che deve rimettere in ordine tre punti fondamentali. Il primo è che l'auto non sparirà domani mattina e quindi dobbiamo mettere in politiche e intelligenze per farne un uso più razionale. Secondo, che l'auto può essere implementata e connessa con un sistema ferroviario che è esistente e che c'è, che va valorizzato e non smantellato. Terza questione è una serie di mobilità che sono considerate minori o che vengono classificate diportistiche, che è l'uso della bicicletta. Questo concetto che vi ho espresso di mobilità dovrebbe trovare, ed è la proposta che fa il coordinamento
Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa, una serie di studi e analisi che non possono essere lasciate a un singolo comune, ma che possono essere proposte e iniziate da un comune attraverso consorzi. Uno dei meccanismi importanti rispetto all'auto e la connessione ferroviaria è il carpooling e il car sharing. Se fosse fatto in modo coerente, come consorziamo i vigili ad esempio, e quindi consorziamo anche le mobilità, quindi creando consorzi di mobilità, sarebbe possibile immaginare una mobilità per la macchina connessa con la ferrovia. Questo principio che vi sto spiegando con questi due termini inglesi, car sharing e carpooling, sono due parole di sintesi che ci servono a dire: possiamo condividere la nostra auto con altre persone andando a lavorare, oppure possiamo non possedere un'auto e noleggiarla. Vi è un sistema molto interessante, la città di Neu-Ulm ha messo in piedi un sistema di car sharing che in sostanza è formato da una società della città che gestisce circa 300 auto con un bacino d'utenza di circa 10.000 persone nei primi 3 mesi di utilizzo, e che prevede la possibilità che io possa utilizzare l'auto, lasciarla in un parcheggio e renderla disponibile per altri. Questo sistema ovviamente deve avere un bacino d'utenza di una certa dimensione, ma Rosà con Bassano e con gli altri comuni contermini è sicuramente un'esperienza che può impostare su questo meccanismo. Tutto quanto deve essere gestito da una piattaforma di contatti elettronica molto avanzata, e da questo punto di vista vuol dire che io mi iscrivo a un sistema, diciamo, di informatico, do le mie caratteristiche e propongo, diciamo, di utilizzare l'auto in comune con altre persone. Il carpooling si basa sullo stesso principio e propongo, diciamo, la mia auto personale invece e la gestione di costi relativi nella mobilità. Questo sistema è molto più semplice ed attuabile in realtà come la nostra, che sono molto disperse e polverizzate nel territorio. Io mi fermo, mi rendo conto che non avevo tutto il tempo a disposizione, ma vi ho dato 2 input. Chiudo semplicemente ricordandovi che poi questi 2 sistemi sono fondamentali e si connettono con un sistema che la Pedemontana neanche sfiora, ed è la connessione ferroviaria. Da ad est ad ovest intercetta ben 4 assi ferroviari, no? E li trascura, li abbandona. Voi ne avete uno in prossimità, e in questo momento le scelte della Regione vanno nel potenziamento degli interporti di Padova e di Verona, del porto di Venezia. Tutta la mobilità per addurre le merci e le persone in queste 2 aree, no, è fatta con strade. Quindi la ferrovia che avete qui e che collega, diciamo, un asse importante con il canale di Brenta, no, e quindi è uno sfogo verso nord, è evidentemente sottovalutata e non implementata. Tutta la polemica sulla Valsugana autostradale, noi diciamo, è inutile, potrebbe essere una scelta ferroviaria. Vi ringrazio. Bene, questa era la